Allora, sindaco, adesso vogliamo capire un attimo cosa vuol dire essere sindaco G20S Spiagge. Allora, Che cos'è? innanzitutto il G20S nasce da un'iniziativa. C'è stata già l'esperienza dei sindaci del litorale della Costa Veneto, dove abbiamo avuto modo di comprendere che l'unione fa la forza. Quindi tutti i sindaci del litorale della costa si sono uniti per sopperire, per dare forza e voce alle richieste che vengono dal mondo della costa. Il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, aveva lanciato questa iniziativa che voleva istituire il G20S. Significa raggruppare tutte le 20 più importanti spiagge in termini di presenze turistiche, radunarle attorno a un tavolo e condividerne i problemi e le strategicità da mettere in campo. Ma questo a livello nazionale o regionale? Questo a livello nazionale, quindi c'è stato il primo appuntamento a settembre dell'anno scorso a San Michele al Tagliamento, dove è nata questa associazione, questo G20 Spiagge. Il secondo appuntamento, perché è itinerante, sarà a Castiglione della Pescaia a settembre di quest'anno. Nel mentre ci sono degli appuntamenti, delle tappe dove riusciamo a fare un po' di coordinamento per portare all'attenzione di chi di dovere le nostre problematiche e dar voce a un'attività che è il mondo balneare, che ricordo per quanto riguarda il Veneto che è l'economia più importante, con 25 milioni di presenze, e questa è la prima economia trainante del Veneto, il turismo e il turismo balneare. Da qui questa iniziativa allora di raggruppare le 20 più importanti spiagge in termini di presenze, poi al tavolo come uditori sono estesi anche altre località, altre 5 località in aggiunta che possono rimanere al tavolo permanentemente. E quindi ci siamo divisi Dei compiti, delle prerogative? come dei referati per un'amministrazione, e ci sono vari tavoli, il tavolo dell'ambiente, il tavolo della Bolkestein, il tavolo della sicurezza e il tavolo della promozione. Per quanto riguarda il tavolo dell'ambiente è stato assegnato, e ci tenevo moltissimo ad averlo, perché è uno dei fattori che ho a cuore sia come amministratore e sia anche come coordinatore per questo tavolo nazionale che è così importante. Da lì allora È impegnativo, perché tra l'altro non è una cosa di poco conto questo. Un attimo solo che leggo anche il messaggio che è arrivato. Certamente sapete quanto vale un weekend per i lidi di Rosolina sottomarina, migliaia e migliaia di euro, figuriamoci se il mare viene inibito per qualche fecale. Vabbè, forse questo è qualcuno degli addetti ai lavori che scrive. Prego. E quindi ci siamo organizzati, abbiamo fatto una tappa intermedia a Riccione con il quale stiamo elaborando, per quanto riguarda il tavolo dell'ambiente, delle progettualità, delle schede, pensiamo di portarne 5-10, col quale suggerirle a tutte le maggiori località d'Italia. Queste sono progettualità che possono essere applicate e calate singolarmente nel proprio territorio come un'ordinanza locale, o possono essere delle richieste magari da portare a più alti livelli, a più alte attenzioni, come al ministro o come a livello regionale. Perché lei dice il singolo sindaco ha difficoltà a fare qualcosa, se agite congiuntamente alla luce di segnalazioni i presupposti cambiano. Quindi è chiaro che la forza delle 20 località più importanti d'Italia, che rappresenta un'economia trainante, permette di ottenere risultati, una sensibilità maggiore. Noi abbiamo scritto il protocollo qualche mese fa al Senato, che è stata un'occasione anche unica per poterlo visitare, e è stata una soddisfazione, e quindi si è capito che questo è un tema importante dove c'è la giusta attenzione e sensibilizzazione che deve essere presa in considerazione da chi oggi è chiamato a dare una risposta importante per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. A mio avviso bisogna agire anche velocemente, senza più procrastinare, anche con al costo di dover subire qualche critica e qualche magari anche lamentela da parte della cittadinanza. Noi come amministrazione abbiamo già avuto modo di emettere, ho già firmato l'ordinanza Chioggia Plastic Free, siamo stati tra i primi comuni d'Italia ad applicarla. Cosa vuol dire?
Significa che... Ordinanza, quindi è un'iniziativa Questa è di un'ordinanza sindaco, che viene fatta singolarmente dal sindaco, che si estende per il proprio territorio, dove viene recepita una direttiva della Comunità Europea che entrerà in vigore il prossimo anno. Noi abbiamo voluto accelerare i tempi e recepirla nel nostro territorio preventivamente. Significa che chi distribuisce piatti, posate e bicchiere lo dovrà fare con materiali biodegradabili o riutilizzabili o lavabili. Ecco, questa sarà attuata dal 1° di giugno nel nostro territorio per quanto riguarda le fiere, le sagre, le manifestazioni, quindi è entrata in vigore giusto un mese fa. C'è già stata una manifestazione del pesce azzurro, non c'è stato nessunissimo problema e ha avuto un ottimo riscontro, anche perché venivano già attuate queste modalità di somministrazione degli alimenti con queste tipologie di vettovaglie. Mentre sarà estesa anche ai bicchieri per i distributori automatici dal 1° di ottobre. Quindi state procedendo in modo abbastanza capillare, però è importante questo sostanzialmente. Esatto, perché... credo sia un tema fondamentale al quale dover dare già delle risposte. Abbiamo visto che la plastica nel mare è presente, i numeri anche importanti. Ci tengo a precisare che anche l'amministrazione ha già fatto diverse iniziative patrocinate con delle associazioni di categoria per la raccolta della plastica nel litorale, nella laguna, nel Forte San Felice, e sono iniziative che hanno sempre più successo perché si comprende che c'è un problema alla base non è la semplice plastica che è presente nel mare che può dare anche un disturbo visivo, ma entra nella catena alimentare con delle conseguenze per quanto riguarda anche gli umani, e quindi questo bisogna averne consapevolezza e cercare di intervenire il prima possibile. Allora, rilacciandoci a quanto diceva anche il Presidente di Legambiente, volevo leggere il messaggio che era arrivato poco fa e che non avevamo avuto modo di leggere insieme, perché si collegava tra l'altro una cosa di cui parlavamo prima fuori onda, quasi ci avessero sentito i nostri telespettatori. Vediamo se ce lo possono rimettere in onda dalla regia. E sostanzialmente voi eccolo qua, sicuramente in studio ci sono dei professionisti, come è possibile che un giorno la balneazione è vietata e il giorno dopo viene aperta e il mare è pulito? Appunto c'è quello che si diceva prima, no? Anche lei si trova a volte, dice, mi trovo in imbarazzo perché i valori mi danno negativo il giovedì e poi il lunedì, guarda caso. Questo succede perché vengono fatti più analisi e più verifiche, e quindi può succedere che per un evento meteorologico particolare c'è stato uno sversamento da parte delle foci importanti, magari dovuto anche a un maggio che è stato particolarmente piovoso, che trascina dei rifiuti. Questo dovuto anche al fatto che in alcune località a monte della nostra magari non è munita di depuratori, non è munita magari di separazioni delle acque bianche dalle acque nere, e quindi nel momento in cui c'è un acquazzone, un'ondata forte, trascina anche dei batteri con sé. Fortunatamente però a distanza di 4-5 giorni vengono costantemente verificati i controlli, per cui si revoca l'ordinanza di balneazione. Nel nostro territorio le acque sono balneari, abbiamo la bandiera blu da 2014, quindi da diversi anni a questa parte abbiamo la bandiera blu, e la bandiera verde dal 2015. Bandiera verde cos'è? È rilasciata dai pediatri italiani, Associazione Pediatri Italiani, per il quale è una spiaggia a misura di bambino. Quindi ma lì sono le caratteristiche organizzative della spiaggia che intervengono, che sono comunque importanti. Prima abbiamo avuto modo, vengo da una inaugurazione del turismo sociale inclusivo, dove c'è stata già una prima per quanto riguarda l'aspetto della spiaggia. C'è stato già un progetto avviato qualche anno fa di sicurezza per quanto riguarda le persone con disabilità,
per quanto riguarda anche l'accessibilità a queste persone. In primis l'amministrazione comunale ha donato alle 2 associazioni maggiormente rappresentative della categoria 13 carrozzine per le quali il disabile può andare anche a fare il bagno. Questo è venuto oggi proprio. E questa mattina abbiamo inaugurato il turismo sociale inclusivo, per le quali 8, ma sono in totale diverse persone con disabilità su tutto il litorale della costa, che hanno delle disabilità da lievi a importanti, che contribuiscono a operare e lavorare nelle strutture ricettive, siano esse alberghi, stabilimenti balneari o ristoranti o altre attività, danno il loro contributo, e questo è promosso dall'ULSS 3 Serenissima. Questo per dire che le nostre spiagge sono sempre più inclusive e sono sempre più a misura di tutti. L'acqua, il sole, il mare fa bene, e questo è un bene, è un patrimonio che deve goderne tutti quanti. E oggi le nostre associazioni, le nostre strutture sono sempre più sensibili e si prodigano affinché venga sempre attuata e aggiunto maggior servizi e maggior qualità. Assolutamente fondamentale. Rilacciandoci un po' al discorso poi dell'ambiente, perché l'ambiente poi si è isolato tra l'altro. Pensavo prima, ma percorrere e controllare questi benedetti fiumi, dove ci possono essere questi sversamenti, magari partendo anche da monte, perché magari arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte, cioè abbiamo delle regioni importanti, certo. Perché poi voi vi ritrovate a valle, i sindaci poi si ritrovano a valle in situazioni che possono danneggiare anche l'ecosistema marino stesso, l'abbiamo visto, adesso abbiamo delle presenze anche aliene nei nostri mari, no? Che ben proliferano perché c'è purtroppo un habitat che si è modificato. Certo, anche nei fiumi, insomma, ne abbiamo. Anche nei fiumi, tra l'altro. O nei fossi, il gambero rosso mi viene in mente. Insomma. Esatto, infatti. Diciamo, noi abbiamo in questo paese un problema in generale, in Italia un problema di depurazione che deve essere affrontato. Abbiamo centri storici, penso anche alla stessa Chioggia, insomma, ecco, no, che hanno una certa conformazione su cui intervenire. Non sempre è facile, bisogna avere le risorse a disposizione per intervenire e cambiare in qualche modo la sorte, no, delle derivazioni delle acque grigie, nere, no, quello che scarichiamo. Poi abbiamo un problema non solo di impianti di depurazione, perché i depuratori li abbiamo, magari possono andare fuori uso, ci possono essere guasti quando arrivano questi problemi improvvisi che sono dovuti spesso alle piene, no? Quindi con le piene si va a saturare il livello e si va anche a svuotare quelle che sono poi le tubature, insomma, diciamo, no? Quindi dove forse risiedono tanti più problemi di quanti non ne possono risiedere in un depuratore, quindi quello che magari scarichiamo anche a casa piuttosto che nel tombino, piuttosto che, insomma, tante situazioni complesse di cui ci prendiamo poca cura, questo perché serve una cultura maggiore, e mi ricollego al fatto che il paese ha bisogno. Poi in Veneto forse siamo messi un pochino meglio di altri, però più o meno 1 milione di veneti ancora oggi non è dotato di impianti di depurazione, no? Sui quasi 5 milioni che siamo. Bisogna intervenire in quel senso. Sì, più o meno, insomma, numericamente siamo forse un po' meno, però è un numero abbastanza elevato. Di che cosa? Questa dalla mancata diciamo, adeguamento alla normativa, che prevede che, insomma, che ci si debba in qualche modo, no, allacciare alle fognature agli impianti poi di depurazione. Questo, ripeto, è un tema antico che ci portiamo sulle spalle, sì, perché continua ad essere importante, come quello dell'uso dei pozzi privati, insomma, no, volevo chiedere al sindaco, ci sono tante questioni. Legato a questo, i sindaci c'entrano in questo? Visto che lei rappresenta i sindaci dell'ambiente, relativamente a questa segnalazione della Lega Ambiente. Ma i sindaci hanno un ruolo importante e devono fare la loro parte per dare il maggior contributo possibile. Chiaro che sono dinamiche di non facile risposta, dove intervenire non è anche immediato, dove ci sono anche dei costi. Chiaro che un adeguamento dell'infrastruttura, separazione delle acque bianche dalle acque nere per lo sversamento significa anche costi. Se non ricordo male, l'Italia dovrebbe essere anche in infrazione da parte della Comunità Europea da diversi anni a questa parte, e quindi anche significa che non ha una risposta immediata. Però, come dicevo prima, bisogna intervenire con urgenza e senza procrastinare, senza rinviare, perché ormai siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno.
Questo è un problema, ma nell'ambiente ci sono tanti altri problemi, dal PM10, dallo scioglimento dei ghiacciai, da tante altre problematiche, e quindi ognuno deve fare il proprio ruolo con la consapevolezza e cercare di farlo prima possibile nel miglior modo possibile. Assolutamente. Sai, prima chiedevi cosa si può fare, no? Una cosa bella che abbiamo proposto come Legambiente al Comune di Chioggia e che diciamo, sappiamo che il sindaco ha portato al tavolo ambiente del G20 è quello di attivare ad esempio il ruolo attivo del cittadino, che può essere quello di andare a fare le giornate di pulizia, ma può anche essere quello di segnalare ad esempio uno scarico che vede facendo una passeggiata lungo un fiume, piuttosto che una situazione di abbandono di rifiuti che ancora oggi purtroppo viviamo. Come no? si segnala la cosa? Si segnala con un servizio che noi abbiamo chiamato SOS Scarichi, che si può trovare diciamo, sia sul sito di Legambiente che nel sito del Comune, credo, se non è già online, insomma il link, il riferimento, ma ci sarà a breve, e speriamo anche negli altri comuni di costa, perché poi, torno a dire, le segnalazioni arrivano da parte dei cittadini e sono utili non solo a denunciare. La segnalazione non è una denuncia, è un dito puntato, ma serve a raccogliere informazioni, serve a capire se quello è un caso isolato o se quello può essere un caso ripetuto, serve a capire se quello scarico che abbiamo visto è autorizzato o magari non è autorizzato, serve a diciamo, raccogliere informazioni da parte dei cittadini, la famosa citizen science di cui ultimamente ancora poco ma si comincia a sentir parlare, che è diciamo, quello che questa associazione fa ormai da 40 anni, che è ambientalismo scientifico basato su sia i dati ufficiali ma anche su un impegno in prima persona nel recuperare informazioni e verificarle, perché poi le informazioni vanno verificate, e quindi questa è una delle cose che sicuramente si può fare: segnalare, dare una mano, tenere d'occhio il territorio, perché poi diciamo, il mare è nostro, se abitiamo a Treviso piuttosto che a Belluno, magari un giro al mare sottomarina piuttosto che in un altro punto del litorale lo andiamo a fare, così come i fiumi, così come i nostri laghi, che sono anche quelli ovviamente da tenere sotto la lente di ingrandimento. Certo, oggi le cose, come dicevo prima, vanno abbastanza bene, però abbiamo capito che i cambiamenti climatici, e questa è una delle questioni che fortunatamente il G20 prende in esame, stanno creando delle condizioni diverse anche di piene, di afflusso di piogge, di quantità, di cambiamento dei momenti in cui accadono queste cose, per cui ci siamo trovati quasi a giugno, quasi a stagione piena, ad esempio 44 punti inquinati, cosa che magari quelle piene prima arrivavano nel periodo invernale in cui non c'era un problema di balneazione. Poi, per rispondere un po' chiudere a quel messaggio, i professionisti sono quelli che fanno i biologi, che fanno le analisi. Noi, leggendole e vedendole, quello che capiamo è che i batteri hanno una durata di vita anche, quindi non sono infiniti, quando arrivano poi devono resistere alle condizioni che trovano, e quindi per questo da un giorno all'altro sia si diluiscono nel mare, che è grande, sia muoiono, perdono il loro potere batterico, e quindi ci troviamo da un giorno all'altro, grazie alle tanti esami che vengono fatti, il mare che può essere balneabile o meno. Questo è giusto o sbagliato? Beh, io penso che in un momento come questo, in cui la salute è intaccata moltissimo dalle questioni ambientali, i veneti ricordano benissimo e sanno benissimo cosa sono i PFAS, no? E quindi un tema che oggi non riguarda il mare, perché ma riguarda ancora i nostri fiumi, oltre che le acque di falda di quel territorio specifico, però ecco, non c'è solo quello, ci sono tante altre questioni che toccano la salute, penso all'inquinamento dell'aria, penso ai rifiuti, insomma, perché la gestione dei rifiuti è una cosa che dobbiamo imparare a fare sempre meglio. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, prima chiedo magari alla regia se mi rimettono in onda il messaggio, l'ultimo che è arrivato. Io sinceramente ho un po' di paura nel farmi il bagno nelle acque nostrane, hanno quel colore smeraldo poco naturale. Vabbè, questo è il fondale sabbioso il nostro, abbiamo i fiumi che arrivano, a differenza di magari di altre coste che ne hanno meno, quello è un effetto che fa il fondale sabbioso, ma la qualità dell'Adriatico insomma è buona. Abbiamo delle criticità, è bene ricordarlo, è bene segnalarle, e noi crediamo sia importante, però dobbiamo anche essere consapevoli che c'è un lavoro, altrimenti questi sindaci che si impegnano non starebbero prima di andare in pubblicità. Mi sento di tranquillizzare il telespettatore, perché sono costantemente verificate, e qualora dovessero sorgere problemi di parametri che fanno saltare
i limiti di legge vengono emesse delle ordinanze e quindi può stare tranquillo. Che sono ordinanze obbligatorie quando si fa da parte dei sindaci? Assolutamente sì, e quindi impongono all'amministratore di intervenire a tutela dei balneari. Perfetto, tra poco ritorniamo insieme.